Buona giornata, eccoci all'appuntamento, l'ultimo della settimana con www.venetoglobe.com e naturalmente con il nostro spazio sportivo dedicato al mondo dello sport internazionale, regionale, ma soprattutto poi trevigiano per quanto riguarda la nostra provincia di Treviso. Stiamo per ampliare il discorso, lo faremo a partire già dalla prossima settimana, come vi avevamo promesso, andiamo sul digitale terrestre e questo nostro spazio, questo nostro TG sportivo lo ritroverete anche sul canale 95 di Caffè TV 24, il 95 è per quanto riguarda il nord Italia, quindi complimenti e grazie naturalmente per la fiducia concessaci, canale 95 Caffè TV 24 a partire da lunedì, poi saremo anche più precisi per quanto riguarda gli orari. Veniamo ai nostri appuntamenti. Il weekend si preannuncia carico di iniziative, carico naturalmente di avvenimenti sportivi, reduci da una settimana veramente funestata per quanto riguarda la provincia di Belluno, la provincia di Treviso e un po' il nord Italia, il nord-est per quanto riguarda il maltempo. Però insomma siamo andati avanti ugualmente. È nato il Giro d'Italia 2019 da Bologna a Verona, tanto per parlare del nostro Veneto, con 47.000 metri di dislivello totali. Gavia e Mortirolo faranno parte di una tappa infernale a dir poco. Per quanto ci riguarda ancora più da vicino ci interesserà la 19ª tappa del Giro d'Italia, ovvero la Treviso-San Martino di Castrozza. Il giorno dopo la Feltre-Croce d'Auna e infine la crono di Verona che chiuderà il Giro d'Italia all'Arena. Parliamo di calcio con la Serie A, ritorna il campionato con l'11ª giornata e l'anticipo tra Napoli ed Empoli. Sabato invece domani Inter-Genoa, Fiorentina-Roma e Juventus-Cagliari, domenica il resto. In Serie B, 11ª giornata che inizia questa sera, un po' come la Serie A appunto tra Napoli ed Empoli, questa sera anche la B con Verona-Cremonese, si gioca alle ore 21. Domani Padova-Cittadella, derbissimo, tutto da vedere, tutto da scoprire. Domenica Venezia-Salernitana con il Venezia di Zenga sempre più lanciato sulla positività dei risultati. Andiamo in Serie C dove nel girone B si è giocato l'altra sera per la Coppa Italia il secondo turno, si è tornati a giocare a Pordenone tra Pordenone e Lanerossi Vicenza. Ha vinto il Vicenza per 1-0, quindi Vicenza che va avanti perché dovrà affrontare al prossimo turno il Feralpi Salò, un Feralpi Salò che ha battuto il Sud Tirol dopo i calci di rigore per 5-4, quindi dicevo prossimo turno Lanerossi Vicenza Feralpi Salò. Ritorna il campionato intanto in Serie C e c'è anche la Triestina tra le 11 penalizzate della Lega Pro, un punto in meno per i giuliani che lunedì affronteranno la Giana. San Benedettese Pordenone, Imolese Vicenza e Virtus Verona Vispesaro saranno le partite delle Venete e delle Friulane che da vicino seguiremo. Passiamo alla Serie D, dove nel girone C si è giunti all'8ª giornata e troviamo come di consuetudine il Montebelluna. Un Montebelluna che affronta il San Giorgen che ne ha buscate 6 dal San Donà di Piave domenica scorsa, quindi è l'occasione per Checo Feltrin per cercare di guadagnare punti e naturalmente di smuovere ulteriormente la classifica. In eccellenza c'è stato il turno infrasettimanale, una giornata che ha visto dei risultati eclatanti per quanto riguarda la zona alta, soprattutto eclatanti per la Luparense, perché è una Luparense che dopo aver perso in Coppa Nervesa della Battaglia si ritrova con un'altra formazione trevigiana che la liquida e la sconfigge sul proprio campo, perde 4-2 dal Lia Piave di Mauro Tossani che ha disputato un gran secondo tempo da quello che dicono le cronache dopo essere andata sotto addirittura di 2-0, quindi complimenti a Mauro
Mauro Tossani e la sua Lia Piave. Gli altri risultati, vi dicevo, Eclisse Carini Pievigina espugna il Barison di Vittorio Veneto nell'anticipo 3-0, gli altri risultati: Calvinoale batte Union Pro 3-1, Liventina batte Giorgione 3-2, Istrana batte Tombolo 1-0, Mestre Union QDP 1-1, Treviso aveva bisogno di vittoria e vittoria è stata, Treviso batte Nervesa 3-2, San Giorgio Sedico Real Martellago invece partita rinviata per i noti problemi del bellunese, insomma anche Sedico ha avuto qualche problemino e quindi il campo non era in buone condizioni. In questo girone ha riposato il Porto Mansuè, che ha fatto svolgere ieri, tra l'altro, eccolo qui, il primo allenamento con il nuovo tecnico Stefano Andretta, che è stato immortalato. Qui siamo in una nostra intervista di repertorio. La fotografia che il Porto Mansuè ha fatto girare è di una serie di dirigenti che hanno salutato il nuovo lavoro di Stefano Andretta con il suo staff. Ha iniziato sotto la pioggia, che sia di buon auspicio, ci auguriamo. Intanto, sempre in questo girone, sempre in questa categoria, Istrana Liventina, la partita che si deve rigiocare per un errore dell'arbitro che ha espulso un giocatore per seconda ammonizione che non era mai stato ammonito, si rigiocherà ed è confermato il 14 novembre prossimo. Passiamo alla promozione, dove nel girone D siamo giunti alla 9ª giornata. Questo è il tabellino: Caorle Fossalta, Cornuda Crocetta Fontanelle, Favero Noventa di Piave, Lovis Spresiano Vazzola, Opitergina Iulia Sagittaria, Portogruaro Vedelago, Prodeco Montello Villorba e ZTLL Sinistra Piave contro il nostro Conegliano. E adesso al basket, un basket di Serie A1 che si è concentrato sulle coppe in queste ore, con l'Umana Reyer Venezia che è stata sconfitta ed è la prima sconfitta stagionale dopo 7 vittorie tra campionato e coppa. Tenerife ha espugnato il Tagliercio per 72-72 a 65-65. Nell'Eurocup donne invece Brno, Cecoslovacchia, batte l'Umana Reyer Venezia per 66-64, quindi non una buona giornata per le formazioni veneziane. Passiamo alla TVB Basket Treviso, che giocherà in casa invece contro Verona, contro Latte Zenis domenica, tra l'altro senza il capitano Antonutti, che dovrà fermarsi un pochino a lungo per una frattura, sembra, ad una costola. Ci auguriamo che possa rientrare al più presto capitan Antonutti. Da una TVB ad un Ponzano Basket, quindi da una serie A2 maschile ad una serie A2 femminile, in trasferta il Ponzano contro Moncaglieri per cercare di rinnovare e di ritrovare il passo giusto. Sentiamo ai nostri microfoni il direttore sportivo Carlo Pizzolon, intervistato da Matteo Valente. Essendo la nostra prima avventura in A2, direi che l'analisi è buona. Ci aspettavamo di portare a casa almeno un paio di partite con un risultato positivo, lo abbiamo fatto. Il grande dispiacere per la partita di sabato scorso, che era alla nostra portata, che poi alla fine abbiamo gettato, quindi sono 2 punti che in realtà lasciano molto amaro in bocca. Io penso che anche sabato abbiamo dato per 20 minuti, abbiamo fatto una buonissima prestazione e poi abbiamo dimostrato la nostra inesperienza della categoria. Quindi Marghera, che anche se è una squadra molto giovane, è una squadra piena di talento e comunque più esperta di questa categoria rispetto alle nostre ragazze, a un certo punto ci ha surclassato sul ritmo, ci ha surclassato anche da un punto di vista proprio delle energie, visto che le nostre ragazze sono andate un po' in tilt. Sabato non abbiamo fatto certo una buona prestazione. Diciamo che la nostra squadra non è una squadra che ha delle tiratrici proprio di ruolo, è una squadra che, se gioca insieme, può darci grandi soddisfazioni. Quando smette di seguire le indicazioni di giocare insieme, poi comincia a avere delle difficoltà che sabato si sono viste in modo molto evidente. Noi sicuramente affrontiamo con il massimo impegno la trasferta di sabato. La cosa importante è ritrovare fiducia e quindi sono convinto che questa settimana verrà fatto un buon lavoro
sia della squadra che dello staff tecnico. La squadra gode della nostra fiducia come gode della nostra totale fiducia allo staff tecnico, che non dimentichiamo che se oggi siamo in A2, diciamo che il grande merito di tutto questo è anche di uno staff tecnico di assoluto livello, e quindi andiamo con la consapevolezza che sarà una partita molto molto difficile, molto più difficile di sabato scorso, ma siamo convinti che stiamo costruendo qualcosa di importante, quindi speriamo che anche sabato ci sia un mattone in più nella costruzione di questa cosa. Grazie a Carlo Pizzolon, direttore sportivo del Ponzano Veneto, in bocca al lupo per la partita di Moncaglieri, naturalmente per ritornare al successo. Parliamo anche di Rucher Sanve, siamo in Serie B, sabato sera sarà in casa al Palasaccon contro Bernareggio. Per Mian, il tecnico, il coach, ci vuole subito la vittoria per ritrovare ancora la marcia positiva. Nella Serie C Gold ci sono stati dei risultati nell'infrasettimanale. Vigor Conegliano batte Oderzo 74-70, la corazzata Oderzo cede a Conegliano. Bassano batte Montebelluna 105-83, poi abbiamo De Timriese contro Union Padova 73-76, quindi vittoria esterna del Padova. Nella Serie C Silver le trevigiane vedono il Resana battere il Cittadella a Cittadella 69-60, Ormelle batte Spresiano 78-78 contro 71 e Roncade batte Istrana 86-58. Lasciamo il basket e siamo sul volley maschile, perché ieri sera c'è stata la giornata di volley importante con risultati che hanno contraddistinto naturalmente la zona alta della classifica. Padova ha purtroppo perduto a Sora contro l'omonima formazione per 3-0 piuttosto nettamente. Verona invece recupererà e giocherà la gara contro Castellana a Castellana Grotte il 5 di dicembre prossimo. Sabato e domenica si va in campo nuovamente con Verona-Sora e Padova contro Monza. Volley femminile con il Limoco, che poi vedremo, ma il volley femminile si fermerà a Conegliano, lo ricordiamo, alla Zoppas Arena dal prossimo 28 al 30 maggio per una delle tappe della Volleyball Nation League. A Conegliano arriveranno niente po' di meno che la Serbia, campione del mondo in carica, l'Italia, vice campione del mondo, con le nostre ragazze dell'Imoco, con De Gennaro, Danesi e Silla, e poi gli Stati Uniti, ci sarà Hill e le altre ragazze che abbiamo conosciuto anche perché facenti parte dell'Imoco negli anni passati, e poi la Repubblica Dominicana, che sarà un po' la sorpresa di questo girone. Quindi si giocherà alla Zoppas Arena di Conegliano dal 28 al 30 maggio. Imoco adesso, Imoco Volley Conegliano a riposo, meritato, ha detto Santarelli, perché aveva bisogno di vedere tutte insieme le ragazze, le nazionali rientrate, sia quelle italiane sia quella americana, e insomma diciamo che sono stati degli allenamenti più che mai proficui per quanto riguarda la formazione coneglianese. E allora andiamo a capire e a vedere che cosa succederà. Succederà che ci sarà la partita Monza-Conegliano sabato sera alle 20:30. Ieri intanto il match clou della giornata è stato Scandicci-Novara, terminata 3-0 per Novara, quindi sta di fatto, così con questi risultati, sta di fatto che insomma la lotta sarà ancora lì. Lunedì prossimo presentazione tra l'altro a Treviso della Supercoppa, ne parleremo dettagliatamente poi la prossima settimana. Sentiamo adesso alcune parole della giapponese Miu Nagaoka in sede di presentazione. Ci scusiamo perché il volume è piuttosto basso per quanto riguarda la voce di Nagaoka, ma ci premeva farvela sentire, insomma farvela vedere questo disarmante, come l'abbiamo definito, sorriso di Nagaoka. Eccola. 試合はそのビデオで見て、で本当にこう自分のプレースタイルにも合っているチームだと。Ho guardato parecchie volte partita di questa squadra e infatti guardando questa partita sento che è mio agio per me questa squadra.
Quindi mi piace anche il tipo di gioco veloce per fare Vorrei crescere di più, ancora di più, per cui questo modo di questa squadra, questo modo di giocare è per me molto bene. Questa Miu Nagaoka, vi possiamo dire che insomma, la difficoltà anche di trovare un interprete insomma, per la presentazione di Nagaoka, che parla pochissimo l'inglese, almeno quello che si dice, e non sa ancora l'italiano, chiaramente. In questi giorni Nagaoka con il secondo tecnico hanno fatto lezioni di scuola guida, perché c'era da insegnare a Nagaoka ad andare dalla parte opposta insomma, rispetto alla viabilità del Giappone. Sembra che sia andato tutto bene. Bene. Parliamo di Benetton, parliamo di rugby. Il Pro 14 ritorna a Monigo dopo il Leicester, che ha stangato, diciamo così, per 31-3 il Benetton. Adesso tocca all'Ulster, altra grande formazione, altri grandi irlandesi che arrivano a Treviso, un Treviso che dovrà fare a meno di ben 12 titolari o 12 giocatori che sono convocati nella nazionale, perché tra l'altro inizia anche il mese della nazionale italiana. Sentiamo Angelo Esposito, per lui invece un rientro in Benetton, eccolo. Siamo alla Ghirada per aprire questo nostro incontro analizzando una sconfitta. Cosa è successo? Cosa è successo? L'abbiamo analizzato anche noi e in poche parole niente di che, insomma, nel senso Leinster sapevamo che era una squadra molto dura da battere, e la cosa particolare per chi ha visto il match è che loro non hanno fatto niente di speciale, anzi noi abbiamo difeso anche molto bene, è solo che Leinster è una squadra che riesce a fare tante fasi, 20-25 fasi, e prima o poi lo spazio lo trovano, questo è il problema. Non hanno fatto niente di particolare, però sono molto solide e fanno cose semplici, fatte bene, dettagli fatti bene, quindi è lì che ci hanno messo in difficoltà. Poi ci siamo messi in difficoltà da soli perché non abbiamo tenuto abbastanza il possesso, una partita quasi intera a difendere, il possesso era 70-30 per loro, quindi ecco qui che arriva la sconfitta, per questo. Parliamo di te, sei rientrato finalmente dopo quasi un anno. Sì, sono passati quasi 10 mesi e è stata dura e lunga star fuori, però sono contento di essere tornato. Di certo se tornavo con una vittoria sarebbe stato meglio, però intanto sono contento di essere tornato e di poter dare una mano alla squadra. Ecco. Ti ritrovi con un po' di concorrenza, quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono di lavorare duro e cercare di tornare in forma il prima possibile, anche perché appunto stando fuori così tanto si perde anche un po' il ritmo partita, quindi è la prima cosa da riacquistare quella. E la concorrenza fa bene, per me è uno stimolo, mi piace avere concorrenza, so che devo fare meglio di qualcun altro, so che devo far meglio per giocare e questa cosa poi scatta un po' in tutti e quindi anche il livello della squadra va su, quindi per me la concorrenza è solo una cosa positiva e sì, l'unica cosa è lavorare tanto e per riconquistare il posto. Ecco. Provare il campo. Si sta preparando già la prossima partita, tra l'altro un altro bel cliente, Ulster, che arriva, altra irlandese, come state lavorando? Stiamo lavorando analizzando un po' gli errori che abbiamo fatto con l'Leicester, che appunto sono troppi turnover concessi e il poco possesso, quindi anche noi sulle robe semplici fatte bene, le robe basi fatte bene, e niente di particolare, insomma, quello lì. Non è che se abbiamo perso con l'Leicester abbiamo perso la fiducia in noi, o da lì si riparte, continuiamo a lavorare perché stiamo facendo una buona stagione. Sappiamo che Ulster sarà una partita dura, però noi andremo in campo per portarla a casa. Ci saranno anche diverse assenze perché inizia anche questo periodo nazionale. Sì, ci saranno diverse assenze, come è spesso solito accadere in questo periodo, perché abbiamo tanti ragazzi anche in nazionale. Questo non è un problema perché comunque chi è qua a Treviso lavora duro ed è pronto per scendere in campo, quindi non è assolutamente un problema. State dicendo fin dall'inizio, il gruppo paga. Il gruppo paga sicuramente, sì. Facciamo l'invito per arrivare al Monigo? Certo, aspettiamo ovviamente tutti i tifosi e vi aspettiamo a Monigo e cerchiamo di festeggiare dopo la partita, ecco.
E questo sarebbe una bella cosa veramente contro l'Ulster, partita difficilissima e in bocca al lupo sia per il rientro già fatto di Angelo Esposito e per continuare con il suo minutaggio che sarà importante naturalmente per il Benetton. Parlavamo di nazionale maschile, no? Il periodo che prevede 4 gare della nazionale maschile, ma c'è anche la nazionale femminile di rugby in vista del test contro la Scozia di domenica 4 novembre a Calvisano. Ha visto anche convocate 5 trevigiane dell'iniziativa, tutte dell'iniziativa Villorba Rugby. Ed eccola qua la capitana Sara Barattin, poi Busato, Cavina, Furlan e Muzzo. In bocca al lupo anche a loro e buona nazionale. È tutto, noi ci risentiamo la prossima settimana. Vi ricordo www.venetoglobe.com in modalità on demand, da lunedì prossimo anche sul canale 95 di Caffè TV 24. A tutti voi, buon weekend!